Il tema è quello del federalismo nella sanità, ma la notizia che sta più a cuore ai sindaci presenti all'assemblea dell'ANCI di Villa Contarini arriva dal TAR del Veneto, che dopo Vicenza in dicembre ha bocciato in febbraio anche il regolamento del Comune di Verona sulla partecipazione dei parenti alle spese di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali degli ospiti ultra 65enni e non autosufficienti. I giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno dato seguito al ricorso dei figli di una donna ricoverata nell'Istituto di assistenza anziani del capoluogo scaligero, sentenziando che i servizi alberghieri sono a carico del comune e non dei parenti. Una decisione che rischia di avere effetti dirompenti sul sistema assistenziale del Veneto e soprattutto sui bilanci dei comuni, spiega il direttore dell'ANCI Veneto Dario Menara. Arriva in un momento di grande difficoltà per le tasse, per le casse comunali, sia perché vi sono tagli nei trasferimenti dello Stato, ma soprattutto per la grande revisione che c'è nel sistema di distribuzione delle risorse. In realtà la sentenza del TAR non fa altro che interpretare la legge nazionale, secondo cui il pagamento delle rette spetta per metà a carico del Servizio Sanitario Nazionale e per l'altra metà a carico dei comuni, perché per la specifica situazione degli anziani non autosufficienti non conteggia il reddito dei familiari, ma esclusivamente quello dei soggetti richiedenti. Questo significa che il comune dovrebbe supplire alla mancanza di reddito dell'anziano anche se i familiari vantano redditi elevati. Nella pratica succede che i comuni regolamentano la distribuzione delle rette in modo che ad accollarsi tali costi siano soprattutto i familiari dei parenti, facendo appello al principio costituzionale di solidarietà che i comuni contano di invocare a livello nazionale per evitare il rischio di dissanguare le già precarie casse della finanza locale. Noi stiamo preparando delle richieste di intervento a livello nazionale. L'onorevole Forcolin ha assicurato che farà un'interpellanza parlamentare proprio per ricordare questo principio e quindi l'incostituzionalità del deliberato del TAR. Al di là del fatto specifico, il quadro più allarmante che viene presentato a Villa Contarini riguarda proprio la condizione anziana, con persone ultra 65enni sempre più sole, in un modello familiare profondamente cambiato, che interroga profondamente i primi cittadini dei comuni veneti. Ne sa qualcosa Gianluca Forcolin, presidente di Federsanità, parlamentare ma anche sindaco di Musile di Piave. Difficoltà oggettive di anche vicinanza a questi anziani attraverso appunto il volontariato sociale, la questione dei badanti che deve essere modificato in funzione anche della difficoltà economica con formazione di persone, di famiglie nostre del territorio che quindi danno anche un valore aggiunto rispetto alla storicità e quindi importante che vi siano e sicuramente poi che ci siano quei supporti importanti della conferenza dei sindaci attraverso la regione per avere le risorse importanti delle RSA o centri di accoglienza per i nostri anziani, le famose case di riposo che cominciano ad essere ed avere un tessuto sociale veramente importante. A queste va dato il loro contributo perché si possano dare gli ultimi anni di sorriso alle nostre persone anziane. Ben venga allora l'orientamento della bozza del piano sociosanitario veneto, ormai addirittura d'arrivo a 15 anni dall'ultimo piano, che ritorna a dare corpo alla medicina del territorio, dopo anni di centralità, nei provvedimenti e nei finanziamenti degli ospedali rispetto alla medicina di base, che fu un sogno accarezzato ma deluso dalla prima grande riforma sanitaria. Soddisfatto anche il direttore della più grande realtà sanitaria veneta, l'azienda ospedaliera e l'ULSS 16 di Padova Adriano Cestrone, a cui chiediamo quale sia l'elemento qualificante di questa bozza di piano. L'elemento è il modello organizzativo, per esempio il sistema di aver riconosciuto degli ospedali hub e degli ospedali SPOC, per esempio credo questa è una delle cose molto qualificanti che c'era tanto tempo fa, poi era stata abbandonata e viene ripreso questo tipo di organizzazione, questa gerarchia degli ospedali, è un fatto positivo, ma è anche un fatto positivo il cambiamento, cioè il passaggio di finanziamenti dall'area ospedaliera all'area territoriale. Ci sono molti aspetti positivi, direi. Ma c'è bisogno di una forte collaborazione con i medici di medicina generale. E nella mia realtà siamo riusciti a fare i patti aziendali, mi pare che la collaborazione sia buona e ci sono le premesse per realizzare questo.
La bozza del nuovo piano sociosanitario veneto è stata approvata dalla Giunta regionale nel luglio dello scorso anno. Ha quasi finito il suo iter in quinta commissione consiliare e nel giro di qualche settimana sarà restituita nella sua forma definitiva a Giunta e Consiglio. Nel frattempo è già partita in novembre scorso la riorganizzazione del territorio, ci assicura l'assessore alla sanità veneta Luca Coletto, che ci spiega anche l'obiettivo di fondo di questo piano e il suo spirito federalista. Ci vorrà un po' di tempo perché è una rivoluzione piuttosto importante, riportare le cure sul territorio vicini ai cittadini, ma noi ci crediamo e continueremo su questa strada. Innanzitutto c'è l'obiettivo di avere dei costi standard che riescano ad avvicinare la forbice dei bisogni fra le zone disagiate e quelle ad alta concentrazione di servizi. Ma la vera sfida sarà quella della non autosufficienza e in particolare quella della domiciliarità dei servizi e di una residenzialità che siano gestite interamente dalle case di riposo, come prevede il nuovo piano, integrando e sostenendo adeguatamente quella risorsa tutta veneta del volontariato, come la definisce Gianluca Forcolin, che viene a più riprese invocata anche dall'Assemblea dell'ANCI. Dal punto di vista, qua lo dico da sindaco di un territorio, dobbiamo sicuramente mettere al centro dell'attenzione quello che è il problema sociosanitario e quindi quello che è il problema oggi rivolto dai nostri territori e quindi dai nostri anziani, dalle nostre fasce più deboli, e adoperarsi. Abbiamo dato un segnale importante, un input importante alla Regione attraverso appunto il volontariato sociale, che rappresenta un valore aggiunto importante per la Regione Veneto. Sempre che, aggiungiamo noi, il volontariato non venga considerato come pura supplenza della mancanza di risorse e di fantasia gestionale dell'amministrazione pubblica.